Buongiorno a tutti, sono Ferdinando Gottard della redazione di Azeo e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento con i webinar di Riqualificare in ZEB. Questo appuntamento, che è una costante ormai da diversi mesi, ogni mercoledì alle ore 17, affrontiamo quelle che sono le tematiche della riqualificazione di edifici esistenti in chiave di basso consumo energetico. È un ideale a zero tour, diciamo, nel senso che ogni mercoledì tocchiamo una tappa virtualmente del nostro paese. Oggi, ad esempio, saremo a Cuneo, quindi in Piemonte, con l'architetto Marco Mauro, e vedremo con lui un esempio di riqualificazione in chiave energetica di un edificio degli anni 90. In questo caso è una villa bifamiliare, e l'aspetto interessante che sarà messo in luce ovviamente proprio da Marco Mauro, che vedete collegato, è anche che questo edificio, questo progetto, è stato anche uno dei casi pilota che sono stati utilizzati per la messa a punto del protocollo Casa Clima R, dedicato proprio alla riqualificazione. E quindi è stato anche un oggetto di sperimentazione test. Marco Mauro oggi ci presenterà non solo le scelte progettuali e anche gli aspetti costruttivi, ma ha messo a punto anche tutta una serie di slide, lo preannuncio già, in cui affronta anche tutte le questioni di costi e ammortamento, quindi anche per vedere l'efficacia in termini economici di queste soluzioni, così da rendere ancora più chiaro questi aspetti che molti ci richiedono all'interno dei progetti, che oggi analizzeremo in maniera più dettagliata. Come sempre ricordo a tutti che riceverete dopo la fine del webinar, domani, entro domani, una mail in cui riceverete un link da cui scaricare le slide in PDF della relazione che Marco Mauro terrà tra poco. Così, se vorrete approfondire ulteriormente questi temi, potrete rivedere le slide. Ricordo inoltre che attraverso il pannello domande potete porre qualsiasi questione in qualsiasi momento in forma scritta. Il pannello, fra l'altro, in modalità privacy, quindi le domande saranno lette solo da me fondamentalmente. Potete porre tranquillamente qualsiasi questione, noi vedremo di raggrupparle, anzi io le raggrupperò per temi e quant'altro, e le porrò man mano a Marco Mauro, così in maniera un po' interattiva potrà dare risposta a eventuali dubbi, approfondimenti o altre questioni. Inoltre, se volete rivedere il webinar di oggi, potrete andare sulla piattaforma YouTube di Comnews e lì rivedervi le slide e l'intera relazione. Magari vi linko il link alla pagina YouTube in cui potrete vedere, rivedere questo, ma anche altri webinar che stiamo organizzando in questo periodo. Allora, do subito intanto la parola a Marco Mauro per iniziare a illustrarci questo caso studio. Molte grazie, buonasera a tutti. Questa sera vi parlo da Boves. Un secondo solo. Boves è nel sud-ovest del Piemonte, qui dove c'è questo pallino qui, in provincia di Cuneo. Siamo a 6 km da Cuneo, quindi praticamente è corretto dire che vi sto parlando quasi da Cuneo. Vi voglio andare a raccontare, prendo solo l'evidenziatore, a raccontare un po' quello che è stato il progetto e la realizzazione di questo efficientamento energetico di questa villetta che vedete qui. È una bifamiliare, per inciso è casa mia dove abito io, e mezza è destinata ad abitazione, l'altra mezza era di mio padre, ma recentemente la utilizziamo come ufficio. Quindi io vi sto parlando dall'ufficio, ma in realtà sono in casa. Questo edificio qui è stato realizzato tra il 96 e il 97 ex novo, con quella che era la tecnologia costruttiva, le norme, il bagaglio culturale che io, che i colleghi avevamo in quel tempo. Abitato dal 97,
Nel 2013 cosa è successo? È successo che l'agenzia Casaclima su di Bolzano ha reputato di attivare un nuovo protocollo che è chiamato protocollo R, dove R sta per riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, e voleva tararlo su degli edifici, su dei casi pilota, e ha invitato i consulenti dell'agenzia a proporre dei loro casi, e su una quindicina di casi si sono studiati quelli che potevano essere delle modalità di intervento tarate su un edificio esistente. È molto più facile costruire un Nenzebe da nuovo che non adattare un qualcosa già presente, già realizzato. Dunque, giusto due dati: la zona climatica è una zona climatica F, i gradi giorno sono 3047, siamo a 590 metri sul livello del mare. Qui non si vedono le montagne perché sono esattamente dietro, in fronte alla casa. Analisi dell'esistente. Si è partito con quello che al tempo si chiamava ACE, l'attestato di certificazione energetica, poi è diventato di prestazione energetica. La casa, pur essendo nuova, era in classe D, quindi non eccezionale. Il fabbisogno energetico, lo vedete qui, era di 161,79 kWh al metro quadro all'anno, che tradotto in parole più semplici sono circa 16 litri di gasolio equivalente per ogni metro quadro di superficie riscaldata dell'edificio. La superficie riscaldata netta, solo della parte residenziale, è grande, è tanta, sono 190 metri quadri, dove ci sono 9 vani più 2 bagni, 2 disimpegni, occupanti 4, adesso siamo diventati 5, ma via giocando. Il costo medio delle bollette al tempo era di 3.200 euro. E adesso vi faccio vedere ancora un altro paio di cose che abbiamo valutato alla partenza. Subito prima dell'intervento si è fatta un'analisi termografica dell'edificio che ha messo, diciamo, a nudo quelli che erano i punti critici. Del resto già lo si immaginava, ma così lo si è visto dal vero. A seconda, si vede qui in una giornata fredda, dei termogrammi dall'esterno in cui il chiaro, i colori più chiari sono le temperature più alte significa che fuori fa freddo, dentro fa caldo, quindi il calore dall'interno tende ad uscire all'esterno, riscaldando la superficie esterna e visualizzando proprio quelli che sono i vari ponti termici dell'edificio. All'interno, dentro la camera, è esattamente il contrario, quindi sono i colori più scuri, quelli che sono la fuga di energia termica. Si è fatto anche un altro discorso su quello che era la tenuta all'aria dell'edificio. Perché è importante la tenuta all'aria? Perché comunque è inutile è necessario avere un edificio performante che non abbia spifferi per una ottima qualità, vivibilità degli ambienti interni, e poi anche perché per gli spifferi ci portano via dell'aria che noi condizioniamo all'interno dell'edificio, sia calda sia più fresca, e quindi è una risorsa energetica che noi andiamo a sprecare. Si è fatto un test prima di intervenire, quindi anti-intervento, giusto per vedere dove erano le problematiche. Il dubbio era un po' sui serramenti. I serramenti saranno montati bene, saranno montati male, saranno da ritoccare oppure sono sufficienti. Il valore era questo qua, 3,22. Cosa significa 3,22? Significa semplicemente che in un'ora teorica l'edificio con una pressione e depressione di 50 pascal perde 3,22 volte il volume netto interno. È tanto o poco? Ma diciamo che è un valore discreto, vuol dire che non c'erano grosse perdite, tant'è che poi Casaclima nel protocollo R ha usato come soglia il valore 3. Ma questo ci è servito più che altro per vedere che la perdita era localizzata nel nodo primario del serramento, vale a dire il falso telaio collegato al muro.
e quindi vi siamo intervenuti, come vediamo tra poco. Due cose: obiettivi da raggiungere e soluzioni adottate. Dunque, gli obiettivi da raggiungere erano ridurre ovviamente il 161, che era il fabbisogno energetico di kilowattora al metro quadro all'anno, e portarlo ad un valore decisamente più contenuto, 30. Questo salto in basso era l'obiettivo fissato anche dall'agenzia Casa Clima col protocollo Casa Clima R, che voleva, era orientato ad imporre i 30 kWh al metro quadro all'anno. Era un protocollo in fase iniziale di test, quindi questo edificio, come altri 14 sparpagliati in tutta Italia, è servito un po' per mettere a punto il protocollo. Avvicinarsi ad una spesa reale di 0 euro l'anno, questo era molto ambizioso, ricordo che spendevamo circa 3.200 euro all'anno. Migliorare la qualità di vita, perché effettivamente se miglioriamo l'involucro dell'edificio, automaticamente il comfort interno di chi lo vive migliora di conseguenza. Spesa, a livello di soldi, c'era un budget da rispettare, una spesa massima di circa 80.000 euro, una spesa massima anticipabile di cassa, diciamo. Poi c'era anche l'obiettivo di fruire delle detrazioni fiscali per 10 anni e quindi di avere questo bonus fiscale, non pagare tasse per 10 anni, bell'obiettivo. Soluzioni adottate di conseguenza sono state queste: miglioramento dell'involucro, cappotto, nuove vetrate, risoluzione dei ponti termici sui balconi, compresi i balconi e i tetti, nuovo impianto di fotovoltaico. Ecco, questo era un mio obiettivo a cui tenevo: eliminare tutte le fonti di combustione che c'erano all'interno di casa. Si era ipotizzato un impianto di 5,38 kW di picco, con una produzione stimata di circa 6.200 kWh all'anno. 2 nuovi generatori in pompa di calore, uno per il riscaldamento e uno per l'acqua calda sanitaria. Un sistema di impianto ventilazione meccanica controllato, ottimizzare la tenuta in aria, dove abbiamo visto che c'era una perdita dei serramenti sul nodo primario, e poi in quel periodo erano attivi qui in Piemonte, tramite la Finpiemonte, dei bandi che concedevano un anticipo di capitale, praticamente era un mutuo a tasso zero. I vincitori di bandi, meglio, si partecipava a questo bando con un progetto, io ho partecipato con questo, andando a dettagliare quali erano gli interventi, avevo vinto insieme ad altri il bando e mi era stato anticipato il capitale di 58.000 euro che io ho restituito in 5 anni a tasso zero. Naturalmente poi ho anche fruito delle detrazioni fiscali che sono passate proprio in quell'annualità lì dal 55 al 65%, quindi parte erano 55, parte erano 65%. Vabbè, questa è soltanto l'impostazione di quello che era il cartiglio di Casa Clima, ma non sto lì a scendere nel dettaglio. Giusto per dare un'idea, l'edificio si articola in 3 piani: un piano interrato di servizio, quindi cantina, cantinato, autorimessa secondaria, dove si vede qua, dove c'è questo verde tratteggiato, questo è il blocco scale che mette il collegamento verticale tra il piano interrato e il piano terra. Il blocco scale è stato coibentato, come è stato coibentato anche tutto il solaio verso la parte interrata, che era tutta questa parte qui. Qui è stato fatto un cappotto di questo genere, dove lo vediamo qua la parte cappottata, dove si è usato un magazzino in EPS di 100 mm rasato. Poi c'è corretto anche un ponte termico che c'è in questa zona, sempre con un cappotto. Passando sopra dal collegamento verticale, che era questo qui che abbiamo visto al piano inferiore, qui passiamo al piano terra. Questo qui è l'ingresso dell'abitazione, quello che si vedeva in fotografia. La distribuzione è questa: cucina, soggiorno, studio, eccetera. Poi sono state trasformate in camere, ma via, la destinazione d'uso è sempre, diciamo, residenziale o assimilabile. Anche qui realizzato il cappotto su questa linea qui, identificata da questa linea qui tratteggiata in verde, cappotto in EPS da 160 mm, quindi 16 cm all'esterno. La L'orientamento rispetto alla pianta, com'è in questo caso?
Scusa? L'orientamento, il nord? Giusto. L'orientamento qui siamo in pieno est, qua, est. Sì. Questo qui era il nord, nord qui, quindi il sud è da questa parte e qui c'è l'ovest. In realtà c'è un piccolo sfalsamento di una dozzina di gradi, ma diciamo schematizziamo in linea di massima. Ecco, questa domanda interessante anche perché poi il pacchetto di fotovoltaico sul tetto non è stato posto in posizione proprio ottimale perché l'edificio era fatto così, non c'era una falda in pieno sud, c'era una falda in sud-est e quindi ci siamo dovuti accontentare. Il cappotto esterno, l'edificio è un edificio realizzato, come dicevamo, alla fine degli anni 90, una struttura a telaio in cemento armato tamponata da un muro a doppia camera, dove all'interno di questo muro qui a doppia camera in laterizio c'era già quello che al tempo la legge riteneva sufficiente, ovvero 50 mm o 60 mm, 60 mm, 6 cm in lana di vetro, quindi ben poca cosa, però sommando questi 60 mm ad altri 160 mm di polistirolo a bassa conducibilità termica, quindi additivato con grafite, siamo riusciti a migliorare notevolmente quello che era la perdita energetica delle murature esterne. Qui sono semplicemente delle sezioni in pianta dove si vede il nodo con il pilastro e questo qui in particolare in cui sempre in pianta si vede schematizzato il serramento e quindi importante anche il risvolto del cappotto che fa imbattuta contro il serramento, ma poi lo vediamo meglio nel dettaglio in qualche fotografia proprio di cantiere. Salendo al piano sopra, sempre col collegamento verticale, situazione simile a quella sotto, se non con l'eccezione della mansarda che ha il tetto a due falde orientate in questa maniera, in quest'altra, dove sopra si è poi posizionata una parte del fotovoltaico e l'altra parte si è posizionata sopra l'altro tetto. Qui da notare ancora, in questo particolare se ne vede un esempio, ci sono dei balconi, non balconi, nel senso che non sono balconi a sbalzo, ma sono praticamente dei tetti piani che fungono da balcone, ma al di sotto c'era l'abitazione che vedevamo prima. E quindi la stratigrafia è questa qui, dove sulla struttura esistente si è rimosso il pavimento, si sono messi 80 mm di poliuretano a bassissima conducibilità termica e sopra di questo si è rimontato il pavimento. Il poliuretano è un coibente termoindurente, non termoplastico, per cui ha il vantaggio di sopportare meglio le dilatazioni termiche, perché parliamo di un terrazzo orizzontale, di terrazzini orizzontali che mal si sarebbero adattati a grandi dilatazioni. Questa è una sezione in cui ho voluto solo far vedere, sempre con questo tratteggio verde, le parti oggette di coibentazione, quindi il tetto è stato anche lui coibentato, le pareti come abbiamo visto prima, il solaio verso il piano cantinato come abbiamo detto prima. Una precisazione, ci chiedono una precisazione. Sì. Tutto l'edificio è stato certificato poi da Casa Clima o alcune parti non sono rientrate nella certificazione? Allora, se posso rispondo tra un attimo, Sì. perché ho proprio la slide dopo che racconta questo. Diciamo che inizialmente, alla fine, adesso come adesso, tutto l'edificio è certificato da Casa Clima. È stato fatto in realtà in due step, una prima parte nel 2013, una seconda parte nel 2015. Perché essendo una bifamiliare, prima io ho fatto da cavia, poi anche mio padre, visto il buon risultato, ha finito l'edificio. Quindi nel 2015 l'intero edificio è stato certificato. La prima parte, metà, è stata l'oggetto della prima certificazione. Il caso pilota era solo la prima metà. Proprio perché è un caso pilota si è andati a cercare quello che era la soluzione ottimale sui serramenti esistenti, e quindi serramenti esistenti come si faceva al tempo, almeno come avevo fatto io ingenuamente, avevo accostato il bancale esterno, quello interno accostati, quindi erano a contatto
Facendo il cappotto si è tolto il davanzale esterno, lo vediamo poi dopo nelle fotografie, e si è messo un separatore termico sotto, in prossimità proprio di quello che era la coibentazione già esistente. Fortunatamente il portoncino d'ingresso e le forti finestre, essendo a quattro fili, c'era già il quarto lato sotto, aveva già un suo taglio termico e quindi non era stato necessario. I nodi poi erano stati verificati con programmi ad elementi finiti per proprio vedere che le temperature minime interne fossero al di sopra del punto di rugiada e quindi non ci fossero poi problemi di eccessivo abbassamento di temperatura. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, l'oggetto della certificazione è soltanto, come vedete, una parte dell'edificio, quella contornata di verde nei vari prospetti. La parte esclusa da questi prospetti qui però è stata oggetto di certificazione nel 2015 e quindi ad oggi tutto l'edificio è certificato. Si sono usati tre software di calcolo, uno era PERM, programma di calcolo di elementi finiti per la verifica dei nodi, l'altro sono software commerciali, questo è un software commerciale, il terzo software è il software dell'agenzia Casaclima, Casaclima che gratuitamente mette a disposizione l'agenzia. Nella prima fase però Casaclima non era ancora, a livello di studio, per cui c'era un software online che aveva questa interfaccia qui. Da calcolo, qui siamo sempre nelle ipotesi progettuali, nello sviluppo del progetto, da calcolo l'edificio, con quelle premesse che abbiamo visto prima, aveva questo risultato qui. Quindi l'edificio era già posto in classe A di Casaclima, con un fabbisogno energetico presunto di 24 kWh al metro quadro all'anno, che rispetto ai 160 passa di prima erano già un notevole obiettivo raggiunto. Poi al tempo l'agenzia, ancora adesso, distingue la propria certificazione tra valore su involucro e valore sull'impiantistica, dove l'impiantistica andavamo addirittura in classe Gold perché questo valore qui di 3 kWh al metro quadro all'anno sta a significare che 3 kWh al metro quadro all'anno sono di quella che adesso si chiama energia non rinnovabile. In realtà tutto l'edificio viene alimentato da energia elettrica dove buona parte è di autoproduzione, ma quella non in autoproduzione, una parte di quella non in autoproduzione è generata da energie non rinnovabili, ecco perché salta fuori quel numerino. Dunque, partendo Posso farti una domanda prima che andiamo avanti? Qualcuno certo. ci chiede, nella slide che facevi vedere prima, in cui si vedeva la sezione dell'edificio anche, sembra quasi che ci sia nel nodo tra, diciamo, sulla parte destra della sezione, dove c'è l'intersezione tra la muratura, la coibentazione a cappotto della muratura e quella del solaio che divide, sembra quasi esserci mancanza di continuità. Certo, chiaramente. Dunque, bisogna tenere presente questa cosa qui. L'edificio era esistente, del resto non si poteva usare il protocollo, ecco perché è nato il protocollo R di Casaclima, non poteva essere usato il protocollo per gli edifici nuovi e quindi questo angolino qui effettivamente o questo angolino qui sì, esatto. Sono stati oggetto di discussione perché era troppo oneroso, troppo costoso andare a demolire tutti i balconi esterni, qui era un balcone molto lungo che fronteggiava tutta la casa, per andare a risolvere un piccolo ponte termico che in realtà era parzialmente risolto. Ecco perché sono stati fatti questi dettagli qui, queste verifiche qui nei punti critici, per avere la certezza che le temperature in quei punti critici non fossero troppo basse e non dessero origine a delle condense. Tra l'altro forse non l'ho ricordato agli inizi, ma vale la pena sottolinearlo, che avete fatto anche una scelta di fare tutti gli interventi e quindi il cantiere era aperto mentre voi continuavate ad abitare l'edificio.
Assolutamente, sì, questa è stata un po' una scommessa. Abbiamo detto, soprattutto tra me e mia moglie, che mi ha sopportato tutti i lavori, perché a un certo punto abbiamo fatto anche un po' di polvere, vi faccio poi vedere il perché all'interno. Finché si è trattato di sostituire non i serramenti ma i vetri dei serramenti, il problema non è stato molto grande perché si smontava un serramento per volta. Perché è stata fatta questa scelta? Per un motivo economico, per un tempo di ritorno che sarebbe stato biblico. Sostituire tutti i serramenti ex novo, parliamo di serramenti che al tempo avevano pochi anni di vita, sarebbe costato 42.000 euro, con un guadagno dal punto di vista termico non eccelso. Invece noi abbiamo optato per sostituire soltanto le vetrature, con 3.500 euro di spesa. Quindi il doppio vetro è stato sostituito da un triplo vetro basso emissivo. Del resto, in un serramento, la superficie maggiore è quella vetrata, non è certo quella del telaio. E quindi il telaio aveva ancora una sua meccanica, aveva una sua, diciamo, un suo spessore sufficiente per far sì che fosse sufficiente il valore di trasmissione del frame del telaio e consentisse ancora di caricare il peso e lo spessore di un triplo vetro doppio, con il doppio basso emissivo. Questo è il particolare sempre del serramento, di come si è sostituito il serramento. Ovviamente maggiorando il cappotto bisogna sostituire il davanzale, perché se no il davanzale è corto, lui sarebbe finito qui e il cappotto l'avrebbe nascosto completamente. Quindi si è sfilato il davanzale resistente da sotto, con taglio accurato, si è messo sotto il serramento il famoso taglio termico, si è montato un nuovo davanzale su queste mensoline in acciaio, dove poi l'agenzia ha suggerito anche, abbiamo valutato di mettere un piccolo distanziale tra l'acciaio e la muratura con un foglio di Teflon da 5 mm in maniera da fare un completo stacco termico, e sopra le mensole c'erano questi due, questo dell'XPS, a media densità, che fungeva proprio da, che serviva per sorreggere la soglia in pietra, il davanzale in pietra esterno. Naturalmente è stato messo tutto in maniera corretta, è stato necessaria un po' di attenzione per dare anche le corrette pendenze e la planarità corretta ai davanzali esterni. Un giochino che si è fatto a livello artigianale locale, perché ricordo al tempo, parliamo del 2013, sono solo passati 7 anni, ma sembra una vita fa, nel 2013 non era tanto facile trovare i materiali corretti perché i magazzini non erano ancora così forniti. Faccio un esempio, questo è un nastro che adesso troviamo ormai dappertutto. Nel 2013 avevamo dovuto fare la fornitura apposta che era da Bolzano perché non si trovava niente da queste parti, e quindi anche attendere i tempi di ricezione del materiale, eccetera. Abbiamo visto all'inizio il blower door test iniziale aveva evidenziato una perdita proprio qua, dove abbiamo messo i nastri esterni, nel nodo primario, cioè tra quello che era il falso telaio, che un tempo veniva murato, la muratura semplicemente con delle graffe, no? Poi riempito il vuoto con della malta cementizia. Nel caso poi avevano ancora schiumato il poliuretano, che però nel tempo si era completamente polverizzato, quindi non c'era quasi più, e la malta cementizia si era ritirata in parte, per cui c'era effettivamente dietro il coprifilo era solo una cosa estetica, passava l'aria dietro il coprifilo dall'esterno ed entrava direttamente dentro casa. Sigillando tutto quanto su tutto l'edificio si è arrivati, si è scesi, si è migliorato un pochettino, si è scesi a 2,62 contro i 3 erotti che erano prima, e quindi si è andati a rispettare quello che era la richiesta dell'agenzia sul tema della tenuta all'aria. Quindi diciamo che attraverso le nastrature siete riusciti a risolvere il problema di tenuta all'aria degli infissi senza sostituire il telaio, quindi come in molti casi è necessario fare. Il telaio non è stato sostituito perché abbiamo visto con i test che erano stati fatti, il lavoro test, che
l'unica perdita era del nodo principale, del nodo primario, cioè quello del falso telaio, la semplice listellatura di legno che veniva tassellata, aggraffata alla parete, mentre la finestra vera e propria, il nodo secondario, cioè quello del monoblocco poi avvitato al falso telaio e la battuta delle ante mobili sul monoblocco, avevano una doppia guarnizione e la ferramenta tale da poter essere registrata in maniera ottimale, quindi non è stata necessaria la sostituzione, anche perché poi i serramenti in legno erano ancora in buono stato di conservazione, per cui si sono mantenuti. Qualcuno ci chiede il tipo di nastratura che è stata fatta per la sigillatura. Certo, allora si è usato, dunque lo scopo era avere un nastro di lunga tenuta che fosse non intonacabile, perché sopra questo nastro abbiamo messo un pannello, comunque il pannello doveva aderire con un collante e quindi abbiamo scelto un nastro intonacabile. Abbiamo scelto un nastro intonacabile, siamo andati a vedere anche la garanzia di tenuta di questo nastro, di adesione, eccetera. Il nastro è stato scelto perché un certificato di laboratorio con invecchiamento precoce garantisce questo nastro per 100 anni. Quando l'ho letto non ci credevo neanch'io, ma è un laboratorio che ha fatto un test di invecchiamento precoce. Notare, il nastro costa poi 10 centesimi in più di un nastro comune al metro, non è che sia poi una spesa eccessiva, parliamo di qualche decina di euro, diciamo 150 euro su tutta la casa, tutto lì la spesa del nastro. D'accordo. Ancora una domanda solo per dare una risposta a qualcuno che magari ci chiede invece sulla soluzione utilizzata per le mensole in acciaio che reggono il davanzale. In quel caso lì, perché ci chiedono, devono essere ben assicurate per garantire la tenuta anche nel tempo, magari immagino anche di eventuali colpi o altro, il fissaggio quindi alla muratura deve essere garantito nel tempo. Questa soluzione l'avete in qualche maniera adottata su base di... Sì. Allora, giusta, ottima domanda. La mensola, non l'ho detto prima, questa è il davanzale, la mensola. Il davanzale è incastrato di circa 1 centimetro sotto il legno, perché il telaio qui è da 80 mm, il telaio della finestra in battuta. Quindi ci sono 60 mm di separatore termico e 1 centimetro di incastro. Questo assicura semplicemente un minimo di tenuta, non ha un'azione meccanica. Le mensole hanno dei tasselli adeguati per il tipo di muratura, e ancora da contare comunque che il cappotto andrà fino in questa posizione qui. Quindi il cappotto contribuisce anche a dare un sostegno al davanzale stesso. Il davanzale poi non è un elemento dove ci andiamo a camminare sopra, quindi non è che lo andiamo a calcolare per camminarci sopra. Ma comunque cosa che abbiamo tra l'altro fatto per assicurarci che avesse una buona resistenza. I davanzali delle porte e finestre hanno lo stesso sistema di ancoraggio e non hanno nel tempo manifestato nessun segno di cedimento. Poi effettivamente in altre soluzioni che abbiamo fatto in tempi successivi sono stati usati altri tipi, perché magari è stato sostituito l'intero serramento e quindi è stato usato un falso telaio che aveva già il suo porta davanzale, che era un elemento unico su 4 lati e quindi assolutamente con una resistenza meccanica migliore. Qui è tutto un po' un edificio che è stato efficientato e che doveva stare entro un certo budget, quindi si sono anche scelti dei compromessi accettabili alla fine. Ecco, qui vediamo la fase successiva, quella di capettatura, dove il cappotto c'è la parte bassa del cappotto con delle lastre che non assorbono acqua, idrorepellenti, e sopra abbiamo le lastre in EPS, anche queste basse sono in EPS, sopra sempre in EPS additivate con
grafite, quindi con bassissima conducibilità termica dell'ordine, sappiamo, 0031. Qui vediamo In già... questa immagine si vede la zoccolatura che ha un isolante diverso. Che Sì, materiale è? è sempre lo stesso materiale. Qui parliamo di un sistema cappotto, quindi il sistema cappotto è, non faccio i nomi commerciali, ma è un'azienda che commercializza il suo sistema cappotto, vuol dire che la lastra di partenza è un EPS idrofobizzato, sempre da 160 mm, esattamente uguale a quella sopra. Quella sopra è una lastra in EPS additivata con grafite, qui non si vede perché siamo un po' lontani, ma c'è tutto un reticolo di tagli che limita le tensioni superficiali della lastra, perché il lavoro è stato fatto in piena primavera c'è già il sole che picchia forte e causa dei piccoli movimenti sul cappotto. Ecco perché queste aziende fanno dei tagli superficiali per limitarne il movimento. Non si vedono i tasselli perché sono dei tasselli particolari elicoidali che si piantano e spariscono dentro il cappotto. Quindi non è necessario mettere la classica coppella che si mette sulla testa dei tasselli per celarli, perché loro entrano dentro il cappotto e hanno resistenza meccanica. Tutto il sistema ha un suo IOTA, quindi un suo marchio di certificazione, e viene commercializzato da una ditta che vende anche i coprifili particolari, coprifili che abbiamo usato per esempio si vede qui che c'è un telo di nylon, perché noi abbiamo voluto salvaguardare i serramenti che c'erano dietro. Il telo di nylon in realtà è attaccato ad un coprifilo che fa il giro sui 4 lati, che veniva in aderenza montato sul serramento esistente, che aveva la sua retina e aveva il suo elemento di spacco. Sull'elemento di spacco c'era il nylon. La retina serviva per fare da completamento al cappotto, che veniva risvoltato in battuta, come abbiamo visto nel particolare disegnato, contro il serramento esistente. Una volta finito tutto, finito la rasatura colorata, quindi la seconda rasatura, si è tolto il nylon, si è spezzato questo coprifilo, che al suo interno aveva un nastro espandente. Il nastro espandente è andato in compressione contro il vecchio serramento, assicurando quindi una perfetta ermeticità dello stesso lungo le linee del cappotto. La partenza del cappotto, ci chiedono, in questo caso avviene direttamente a partire da un marciapiede o... Sì, la partenza del cappotto in questo caso è stata fatta direttamente sul marciapiede. Non c'è stato un profilo di partenza, perché è stato reputato di mettere, chiamiamola, una barriera al vapore, un elemento di partenza qui sotto, che era un telo di nylon di grammatura elevata, che faceva da battuta alla partenza, all'appoggio diretto del pannello di zoccolatura. La scelta dell'EPS idrofobizzato per la zoccolatura era una questione legata al sistema adottato dall'azienda fornitrice, immagino. Sì, assolutamente sì, era adottato perché il sistema è certificato, quindi doveva essere realizzato in questo modo. Comunque assolutamente da consigliarsi, perché sconsiglierei di fare un cappotto senza il pannello di zoccolatura, perché ci sarebbero davvero dei grossi problemi. Anche alcuni ci chiedono un po', visto che l'EPS non è molto, cioè rispetto ad esempio a una lana di legno, fibra di legno o altri isolanti, magari risente meno forse dell'umidità, quindi ci chiedono un po' perché questa differenza nelle lastre, ecco. Dunque va detto, se io poso una lastra non idrofobizzata, quindi la lastra grigia a contatto del marciapiede, il marciapiede, come vedete qui dallo sporto del tetto, è soggetto a pioggia, quindi questa parte bassa si bagna, stagna, sul marciapiede ci piove, e quindi sarebbe il pannello non idrofobizzato ha un assorbimento d'acqua. Sarebbe proprio un andare a cercarsi un problema, tant'è che tutti i sistemi di cappotto impongono il pannello idrofobizzato come base.
diversamente la ditta che commercializza il sistema non risponde di eventuali problematiche successive. Benissimo. Vediamo anche la copertura allora. Ops, scusate. Ripartiamo. Un secondo solo. Eccomi. Ecco, saliamo e andiamo decisamente sul tetto. Sul tetto, il tetto ovviamente era preesistente, è stato rimosso il manto di copertura. Un secondo solo, ecco. È stato rimosso il manto di copertura, lasciata, c'era una doppia listellatura, una listellatura di areazione e una seconda listellatura era quella di tenuta delle tegole in latero cemento. Questa è una tegola, un copo di Grecia, e quindi aveva già una sua, qui si vede magari qualche piccolo particolare un po' meglio qui, qua così, che c'è una notevole areazione sottotetto. Dico questo perché si sono messi 80 mm di coibente termico, di lastre, qui sono di XPS, dove c'era prima il listello di areazione. Quindi si è rimosso il listello portategole, questi qua erano avvitati, si sono semplicemente svitati, si sono messe tutte le lastre e poi si sono riavvitati sopra i listelli sulle radici preesistenti e si sono rimesse sopra le tegole. Questo ha consentito un miglioramento portato dagli 80 mm di maggior isolamento termico. Passando invece sotto al piano cantinato, qui ci sono i famosi 100 mm che abbiamo visto, messi in aderenza contro il soffitto che delimita la zona calda del piano sopra. Anche qui poi tassellati per quello che possono tenere sulle pignate, ma era stato rasato, qui, ecco, qui il collante era stato messo su tutta la lastra per migliorare l'adesione della lastra stessa al soffitto, proprio perché sapevamo che i tasselli sulle pignate hanno una tenuta meccanica decisamente molto scarsa. Questa parte qui invece verticale che vedete è il vanoscale, il collegamento verticale dal piano terra al piano del garage. Anche lui è stato tutto coibentato ed è stato chiuso con una porta di servizio che aveva una lastra di coibente termico di 40 mm al suo interno. Questi sono alcuni pezzi speciali, alcuni particolari che si stanno montando dopo finito il lavoro di cappottatura. Il cappotto viene tagliato e sono montati questi pezzi qui si intravede un po' meglio. Faccio vedere, ecco questo qua che vediamo qui. Questo è un pezzo che serve per andare a fissare la ringhiera, perché se fate caso la ringhiera, qui si vedono ancora delle tracce di saldatura, la ringhiera prima era murata dentro la muratura, è stata tagliata dal fabbro, sono state realizzate delle piastre, le piastre poi sono state avvitate su questi pezzi speciali che sono fatti appositamente per quest'uso qui. E anche diciamo hanno le loro viti particolari e hanno i loro carichi in funzione di quello che gli andiamo a mettere conto. Alcuni particolari che si erano studiati con il tecnico dell'agenzia che era venuto più volte a verificare sul cantiere quali erano le soluzioni, quali erano le possibili diciamo eccezioni rispetto al protocollo ordinario già in essere di Casa Clima. E quindi ci si era raccomandati dell'andare a giuntare bene quello che era il cappotto dell'elemento inclinato sopra il tetto con il cappotto verticale, quindi infatti la linea di giunzione era particolarmente curata, poi dove era stato necessario si era anche schiumato. Questo è un particolare di quei cornicioni che si vedevano, che uscivano fuori, dove c'è il materiale coibente anche di piccolissimo spessore, qui parliamo di 25 mm, se ricordo bene, o 30 mm dovevano essere, di isolante termico che c'era anche sul fronte del cornicione che usciva fuori, quindi era stato coibentato anche quello. Quindi l'elettricista, naturalmente mettendo il cappotto all'esterno, tutte le scatole elettriche avevano dovuto
essere spostate all'esterno e al tempo non c'erano, adesso si trovano in commercio già delle scatole con il distanziale, al tempo avevamo dovuto fare un po' un fai da te. Rapidamente poi passando, sempre al cantiere, ma alla parte impiantistica del cantiere, l'obiettivo era far funzionare la casa senza l'allaccio al metano, quindi l'allaccio al metano è stato disdetto, interrotto e si è posizionato sopra un fotovoltaico di 5,88, quasi 6 kW di picco, fatto con dei pannelli di fotovoltaico un po' particolari che facevano da tegole. Non è il classico pannello, questo è un pannello tegola, infatti ha le sue guarnizioni, non c'è discontinuità tra un pannello e l'altro, non c'è neanche sotto la classica lamiera. Il pannello è dotato di faldali che si infilano sotto le tegole ed è il pannello stesso che fa da scorrimento dell'acqua. L'impianto, questo è l'impianto di riscaldamento. Allora, qui è stata una scelta. La scelta era non arrecare troppo disturbo all'interno perché la casa voleva continuare ad essere abitata. Quindi tutta la progettazione è nata come un efficientamento dell'involucro per arrivare a far sì che l'impianto di distribuzione esistente nella casa, cioè dei radiatori in ghisa, fossero sufficienti per funzionare non più ad alta temperatura come era la vecchia caldaia a metano che riportava a 80 gradi, ma a bassa temperatura, media temperatura, diciamo sui 50 gradi, che era il limite, 50-52 gradi era il limite delle pompe di calore. E quindi, efficientando l'involucro, si è diminuito il fabbisogno energetico. Questo vuol dire semplicemente che quei radiatori lì possono funzionare con gli stessi elementi ad una temperatura più bassa. Questo è il concetto. Quindi parte, lo vedete proprio qui, questo era il vecchio sistema di distribuzione dove sono state cambiate semplicemente le elettrovalvole, montate le elettrovalvole più efficienti a più basso consumo. Questa è l'unità interna, questa è l'unità esterna, montato un barilotto di compensazione, montata un'elettrovalvola a 2 vie su un piccolo circuito che ottimizza il raffreddamento, la questione del raffreddamento dell'acqua prima di rimandarla alla pompa di calore. E seconda pompa di calore è questa qui destinata all'acqua calda sanitaria. La potenza di questa pompa di calore è di 1,7 kW elettrici, la potenza della pompa di calore di prima, che abbiamo visto prima, era di 3 kW elettrici su circa un 9 kW termici. Qui la pompa di calore interna per l'acqua calda è questa qua, questo qui è l'accumulo da 200 litri, la pompa di calore pesca l'aria da un tubo che si intravede qui dietro, eccolo qui, buca questo locale qui e prende l'aria dal garage, quindi non è l'aria esterna, è un'aria un po' più calda, quindi è un'efficienza migliore, un consumo un po' più basso. Altro elemento che è stato messo in questa casa qui è il sistema di ventilazione meccanica controllata. Per una questione proprio di realizzazione dei lavori sono state messe 2 macchine, una al piano sopra ed una al piano sotto, questo per evitare di bucare, fare dei buchi strutturali e passare con i tubi da sopra a sotto, contando che la casa era abitata, quindi si voleva fare il meno possibile. La casa per fortuna aveva una distribuzione orizzontale dei locali con dei disimpegni, quindi nei disimpegni si sono fatti correre i tubi della ventilazione. Qui vediamo quelli secondari, questo è uno dei principali di adduzione dell'aria dall'esterno. Mentre a soffitto o a parete sono state messe le macchine della ventilazione. Tutto il sistema, il controllo naturalmente deve essere spiegato all'utente finale, a chi governa la casa. Il modo più semplice che ci era venuto in mente al tempo era di mettere 2 semplici pinze amperometriche. Qui siamo in un locale in cui si è installato l'inverter e questo è il contatore di energia elettrica per la produzione. Accanto al contatore per la produzione si è messo anche una pinza amperometrica. La pinza amperometrica dialoga con il suo display che è posto in cucina, dove questo segna la produzione, questo segna il consumo. C'è una seconda pinza amperometrica messa sul cavo di arrivo dal contatore dell'Enel che mi segna il consumo. Così chiunque può in qualunque istante vedere che qui
qui per esempio la produzione in figura è di 1032 watt, mentre il consumo è 508. Al contrario che sia, adesso non ricordo quale sia quello di produzione e consumo, ma dà la sensazione reale di quello che è la situazione in quel momento preciso, perché tutto il gioco della casa era anche farla funzionare con un contatore da 4,5 kW e ad oggi, sono passati ormai 7 anni, la cosa funziona. La casa funziona con un contatore da 4,5 kW più i 6 kW di produzione del fotovoltaico, che non funzionano sempre in continuo. Questo è un classico esempio. Abbiamo fatto quei due display, hanno anche una registrazione dei dati. Scaricando i dati si possono elaborare i dati e vedere quali sono le produzioni. In questo caso c'è la classica campana della produzione, quella verde, che è ovviamente limitata in una fascia oraria, quella in cui c'è il sole. E poi c'è il consumo. Il consumo ha, ahimè, un consumo di base dovuto al fatto che comunque un minimo di piante girano sempre, e poi ha dei picchi. Se noi riusciamo a contenere i picchi del consumo dentro il picco della produzione, abbiamo quello che è un autoconsumo dell'energia prodotta, quindi massimo guadagno anche a livello economico. Quando usciamo fuori, come qui, queste sono le piastre a induzione che vengono usate durante la fascia serale per cucinare, e allora lì dobbiamo comprare la corrente elettrica dall'Enel. E voi, diciamo, visto che tu ci abiti, ci chiedono, ma gli elettrodomestici che normalmente vengono utilizzati, hai già specificato che ad esempio la cucina funziona non a gas ma con piastra a induzione. Ci sono altri elettrodomestici particolarmente energivori, nel senso, per capire Sì, un po'. allora, è stato un gioco interessante proprio una volta montate quei due piccoli display con quelle pinze amperometriche, andare a schedare tutti gli elettrodomestici per vedere quali erano gli elettrodomestici energivori e quali no. Allora, come sappiamo tutti, quello più energivoro di tutti è il forno. Il forno c'è poco da fare, ha un consumo elevato, quindi è lui responsabile magari di qualche stacco di corrente per supero, perché uno non ha fatto attenzione al fatto che c'era magari già il forno e le piastre a induzione. Le piastre a induzione, contrariamente a quello che si può pensare, leggendo solo la scheda tecnica, perché la scheda della piastra di solito dice che ha una potenza di picco di 5-6 kW, in realtà la piastra magari non si accendono tutte insieme alla massima potenza, è molto improbabile perché si farebbe fondere parte dell'impianto elettrico, ma si accendono gradualmente, quindi la piastra di induzione non è un grosso problema. Gli altri elettrodomestici poi sono stati scelti e nel tempo sostituiti anche con elettrodomestici ovviamente in classe A3, A++, per andare sempre incontro al tema dell'efficientamento energetico della casa. Ecco, va detto che la casa durante i lavori abbiamo approfittato anche per sostituire quelli che erano i vecchi elettrodomestici con elettrodomestici più efficienti dal punto di vista energetico. Questo è soltanto il quadro tra le due ACE prima e dopo, dove siamo passati da 16 a 2. Il valore finale era di lo vedete qui, di 21, segnato qui, 21 kWh al metro quadro all'anno, anche contro i 161 di prima, quindi facendo un semplice raffronto siamo scesi circa dell'86%. Questi sono valori sulla carta, ma dal vero è proprio successo quello, perché quelli sono valori teorici, calcolati sempre. Rapidissimo discorso su quello che era la situazione ante lavori. Ante lavori si sono prese tutte le bollette e quindi si spendeva, visto che funzionava tutto a metano, con una caldaia a metano, con il fuoco dentro la cucina del classico fornello a metano, si spendevano mediamente sui 2.000 euro, più la corrente elettrica, che ovviamente c'era già anche prima, che costava circa 900 euro, più c'era anche un caminetto dove si compravano 25 quintali di legna all'anno, incidevano per i 300 euro, il totale faceva circa 3.200 euro. Dopo un anno dall'intervento si è fatto una prima valutazione, anche perché ce la chiedeva Finpiemonte, voleva sapere come era andata. Pena era il ritiro dei soldi concessi. E quindi noi abbiamo dovuto dimostrare con bolletta alla mano quello che era stato il consumo, la spesa effettiva.
Queste erano le bollette dei primi 18 mesi, che ammontavano, questi 12 mesi, raffrontavano i 12 mesi, questa era la spesa, questo era il consumo, non c'è ovviamente l'autoconsumo. Questi invece erano gli incassi del GSE, perché cosa succede? È ovvio che d'estate non c'è l'impianto termico che gira, quindi c'è un surplus di produzione di energia elettrica che viene ceduta all'Enel, al GSE. In questo caso qui era attivo il quinto conto energia, però abbiamo visto sulla seconda parte della casa, dove è stato attivato lo scambio sul posto, quindi un contratto diverso col GSE, che i valori non cambiano più di tanto, anche perché col quinto conto energia si doveva pagare completamente l'impianto, anticipare i soldi dell'impianto non era detraibile, invece con lo scambio sul posto l'impianto è detraibile in percentuale. Quindi l'incasso del GSE era questo, la produzione totale nel periodo temporale considerato era questo, e gli incassi meno le spese che abbiamo visto prima portavano ancora ad un bonus di 250 euro l'anno, quindi non c'era una spesa di 250 ma c'era un profitto di 250 euro l'anno. Qui ci sono degli indici reali di consumo, ma di questo sorvolerei un attimo, per passare a quello che era la spesa effettiva a consuntivo. Dunque si sono spesi per adattare gli impianti elettrici circa 1.700 euro, le nuove pompe di calore, forniture posa hanno inciso per questa cifra, coibentazione termica per più di 40.000 euro, opere edili indubbiamente necessarie per le varie finiture, circa 5.000 euro, i vetri sono costati, come abbiamo detto prima, decisamente poco, finiture di vario genere 1.300 euro, sicurezza, ponteggi ed altro per 6.000 euro. Il totale era 77.000 euro a cui si sono dovuti aggiungere ancora i 19.000 euro del fotovoltaico che non era detraibile perché faceva conto del quinto conto energia, quindi veniva pagata con valore più elevato, ma adesso non c'è più, quindi parliamo già di storia. Detrazioni di imposte, ecco qui si sono detratti questi 48.000 euro, quindi se facciamo questo meno questo rimane questa cifra qui che sommata a questa qui sotto da questa qua, questi 48.000 euro. Con questi 48.000 euro, questi, sono andato un po' a fare una tabellina dove ho calcolato il tempo di ritorno. Questo tempo di ritorno su una scala ventennale è stato calcolato semplicemente dicendo prima c'è un bonus, una minor spesa di 300 euro all'anno, quindi il primo anno si somma col secondo, terzo, quarto, quinto, eccetera, e un risparmio di una certa cifra, erano i 3.200 euro all'anno, primo, secondo, terzo, eccetera. Questo è il risparmio adeguato con cosa? Con un coefficiente dovuto all'aumento dei carburanti, a quello che è anche una svalutazione, dati tratti dalla Federconsumatori. Tutto questo ha fatto sì che arrivati all'11° anno andassimo a compensare, a raggiungere il tempo di ritorno. Questo con i dati del primo anno. Poi abbiamo continuato, abbiamo detto sì, ma poi era un'eccezione. Allora continuiamo, siamo andati nel 2014, seguito fino al 2019, e lo sto ancora facendo adesso, quindi questi sono i successivi 6 anni. Successivi 6 anni dove vediamo che grosso modo i valori si sono consolidati, tant'è che la media sui successivi 6 anni è andata a un bonus di 351 euro, via, niente male. La casa diciamo che ha raggiunto quelli che erano gli obiettivi di progetto. Quindi un rapido riepilogo. Il tempo di realizzazione è stato di circa 5 mesi. Il livello di disturbo degli abitanti, tutto sommato, accettabile. Mia moglie non ha divorziato, quindi. Il massimo, diciamo, il disturbo massimo è stato durante l'installazione della VMC, perché lì si sono dovuti bucare alcuni muri all'interno, quindi si è sollevata un po' di polvere, si è dovuta fare un po' di attenzione a questo fatto qui. Replicabilità dei lavori buona, perché ho fatto altri cantieri simili. Difficoltà riscontrate è stato un po' il coordinare gli artigiani e spiegar loro
Cosa si faceva? Si faceva un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso, c'era un'attenzione da porre nella tenuta all'aria, che non lo sapeva nessuno, e nella cura dei particolari, a volte un po' maniacale, devo dire, anche perché c'era il funzionario dell'agenzia che veniva apposta per vedere i dettagli come venivano fatti e era abbastanza intransigente. La scelta non ottimale è stata quella di porre in opera il fotovoltaico prima del cappotto per arrivare a rientrare nel quinto conto energia. Questo non lo farei più perché poi durante la posa del cappotto ho camminato spesso su quei pannelli di fotovoltaico che però si sono dimostrati estremamente robusti perché né si sono rotti né si sono danneggiati in alcun modo. Da suggerire sicuramente 2 VMC sui 2 piani perché ottimizzo il funzionamento, riduco il disagio, non ci sono demolizioni strutturali. Poi bisogna spiegare assolutamente all'utente come funziona la macchina a casa, non è più la macchina di prima, e quindi fargli capire anche che ci saranno le macchine da calibrare, le macchine da manutenzionare anche. Manutenzionare cosa vuol dire? Vuol dire una serie di attenzioni da porre, che vediamo tra un attimo. Adesso vi volevo ancora far vedere quelli che erano i vantaggi per l'utente finale. Beh, per me è un vantaggio essenziale che non c'è alcuna combustione, neanche del caminetto a legna, perché alla fine quel caminetto a legna che avevamo, bene o male una volta all'anno la canna fumaria era da pulire, quando veniva il tipo delle pulizie sporcava anche un po' dentro, nonostante facesse tutte le attenzioni di questo mondo, un po' di fuligine all'interno quando si caricava il caminetto entrava sempre, quindi un po' di quella polverina nera c'era, e poi comunque al di là del fatto che c'era dentro casa, chiaramente la buttavamo anche fuori casa perché il camino comunque bruciava, e bruciava, aveva dei residui di combustione importanti anche. Poi, grazie al sistema di ventilazione meccanica controllata, siamo sempre sotto le 1000 parti per milione di CO2, come vediamo dalle sonde interne, che sono distribuite un po' su tutti i locali dell'abitazione. Addirittura qui nel soggiorno la soglia, questo è il dato di marzo di quest'anno, la soglia è sempre sotto i 600, molto bassa, è vero, il soggiorno usato anche solo nelle ore serali, ma per esempio questa è la camera da letto matrimoniale dove la soglia, i picchi massimi sono intorno agli 800 parti per milione, che sono comunque sotto i 1000 consigliati. Cosa succede dopo i 1000? Dopo i 1000 succede che uno dovrebbe aprire e arieggiare i locali. Va da sé che arieggiare la camera da letto mentre si dorme non è fattibile. Con la ventilazione meccanica controllata invece il problema non si pone. Al di là comunque della temperatura segnata dai vari sistemi di controllo, è notevole la sensazione di comfort che si ha all'interno dell'abitazione. Anche l'acustica è migliorata perché comunque le vetrate sono di dimensioni maggiori, si sono eliminati gli spifferi e comunque anche quelli che erano i passaggi di rumore in parte. Manutenzione degli impianti, beh, essenzialmente la manutenzione è estremamente ridotta. Le pompe di calore non necessitano di manutenzione particolari, quello che necessita di manutenzione sono i filtri dei sistemi di ventilazione meccanica controllata ovviamente. Quelli più esterni sono questi qua, queste sono le griglie di presa, questo è un filtro smontato, questo filtro qui va cambiato ogni 15 giorni, dopo 15 giorni è così. Io non vivo a Torino, vivo a Boves, è una cittadina che ha 10.000 abitanti, ma in un ambiente rurale, quindi piacevole anche. Però dopo 15 giorni è così il filtro. Poi i filtri della macchina vanno cambiati circa ogni 60 giorni, le bocchette all'interno dei locali ogni 90 giorni, poi c'è ancora lo scambiatore di calore, proprio quello interno alla macchina, vabbè, si fa un controllo una volta all'anno, se necessario lo si smonta, gli si dà una lavata. E poi ci sono i sistemi, proprio i canali d'aria, questi grosso modo ogni 5 anni o forse più ancora, previa verifica, noi li abbiamo verificati di recente e hanno ancora in ottime condizioni, poi cambiando sempre i filtri, naturalmente si garantisce anche una discreta pulizia, una buona pulizia dei canali. Il lavaggio dei pannelli del tetto, sì, ogni tanto non è male una volta all'anno dargli una lavata per garantire un buon efficientamento. Ecco, questo giusto per dare un'idea,
Questo può essere il tubo, uno dei tubi interni, sono quelli da 75 mm, dopo anni di funzionamento si vede proprio la polvere che incomincia a ristagnare, quindi deve essere pulita con uno scolo apposta che viene spinto nei tubi e pulisce tutto quanto. Questi sono i filtri interni, filtri fatti proprio a cappuccio così del sistema di ventilazione, mentre questi sono i filtri della macchina. Io con questo mi avvicino alla chiusura. Questa è la fase finale dove erano stati dall'agenzia convocati tutti e 15 i progetti pilota di questo protocollo R, e poi naturalmente era stata consegnata la famosa targhetta che era stata appesa alla casa, e 2 anni dopo fatta anche la parte rimanente dell'edificio, questa qua, questa che si intravede qui dietro, da cui vi sto parlando adesso. Ci sono moltissime domande, non so se riusciremo a Ecco, dare questa è ancora l'ultima cosa per i colleghi, sì, con la replicabilità dei lavori. Ecco, questi sono per esempio i primi 7 casi che ho fatto di lavori, direi, uguali, molto simili a questo qui, tutto con gente che abitava dentro gli edifici, ad eccezione forse di questo qui, dove si sono chiusi qui addirittura una sede comunale funzionante che abbiamo efficientato con parte del cappotto dentro, parte del cappotto fuori. Lavoro interessante anche quello. Prego. Allora, ci sono tutta una serie di domande, sono moltissime, non so se riusciremo a dare risposta a tutti, mi scuso, anche seguire tutte le domande vostre diventa anche difficile, ma anche rispetto ai tempi non so se riusciremo, ma vedo di raggruppare almeno per tutta una serie di questioni più generali in maniera da cercare di dare risposta un po' a quasi tutti, se non altro. Allora, magari se riesci a dare risposte veloci abbiamo sì, la possibilità di soddisfare più richieste. Allora, nel conteggio dei costi non sono stati implementati, da quel che forse si vedeva, i costi professionali tuoi, in questo caso, visto che eri il committente progettista. Sì, giusto, giusto. Ho lavorato pro bono per me stesso, non li ho compensati, avete ragione. Un lavoro gratis per se stessi, va bene. Sì. E i costi di certificazione sono stati calcolati, cioè sono stati messi nel computo dei costi generali? Giusto, giusto. In questo caso qui l'agenzia non mi ha chiesto nulla. Il progetto era un progetto pilota, non ha pagato nulla. Mediamente e in funzione della superficie costa circa 1.400-1.500 euro la spesa dell'agenzia. Ok, per la certificazione generale. Un'ulteriore cosa, visto che gli ultimi aspetti erano riguardo gli impianti, partiamo da quelli. Avete magari previsto o valutato l'ipotesi di aggiungere un sistema di accumulo per l'energia fotovoltaica? O è troppo costoso rispetto ai vantaggi? Certamente. Allora, questo è un bel tema. La questione è questa. I sistemi attualmente sul mercato, lasciami dire il nome della Tesla, giusto per il Powerwall della Tesla, mi sembra riesca ad accumulare 13 kWh. 13 kWh, questa casa qui consuma d'inverno, in un giorno, 45 kWh. Quindi 13 kWh è un valore così piccolo che non so cosa farmene proprio. Mi serve soltanto per compensare magari un piccolo consumo nelle mezze stagioni. Però il costo del sistema non andrebbe a giustificare l'intervento, se non magari a livello proprio così di soddisfazione personale. Era stata valutata dal punto di vista economico, su questo edificio non era conveniente, anche perché qui c'era ancora il quinto conto termico, il quinto conto con il GSE, che rendeva più incentivante vendere la corrente elettrica al GSE piuttosto che stoccarla con sistemi che ci fossero all'epoca. Sì, chiaro. Riguardo gli impianti, c'è un sistema di raffrescamento? Viene utilizzata la VMC per questo? Dunque, la VMC
non ha lei un sistema di raffreddamento, ma utilizzata in maniera accorta, parliamo del periodo estivo, che qui dove abito io sono in una fascia, come vi ho detto prima, climatica F, quindi non è così importante. Nel periodo estivo sì, il funzionamento delle macchine è tramite il bypass, quindi si esclude il recuperatore di calore durante la notte e questo consente di abbassare la temperatura interna, abbiamo anche verificato, testato, di circa 1,5 gradi durante la notte. Quindi non c'è, per riassumere, un sistema di raffrescamento. No, no. D'accordo, quindi lato riscaldamento invece avete mantenuto i caloriferi tali e quali. Esattamente, sì. Non è stato necessario a bassa temperatura, funzionano integrare. circa 50 gradi contro gli 80 gradi di prima. Sì. La pompa di calore in quel caso, lato riscaldamento, è dotata di un accumulo o... No, la pompa di calore non ha nessun accumulo e c'è quel piccolo compensatore idraulico, ma non ha funzione di accumulo, perché essendo sdoppiate le due pompe di calore, l'accumulo per l'acqua calda è per conto suo. Io non ho un solare termico, allora sì, ci sarebbe dovuto essere un accumulo magari condiviso con il sistema di riscaldamento. Il solare termico non l'ho scelto in questo edificio per una questione di gestione. I pannelli solari termici voleva dire portare del liquido o un gas o una glicole dal tetto fino giù in cantina, cioè passare da qualche parte con dei tubi, ed era un problema perché non ci si arrivava. Per cui è Sempre stato sugli escluso. impianti, la scelta di far funzionare i caloriferi, che tra l'altro se non ricordo male, se non ho visto male, sono in ghisa, quindi accumulano, immagino, parecchio, a temperature più basse di quelle ordinarie, funziona bene nel vostro caso? Nel senso, Allora, sì, il qui cappotto dà ho un aiuto in chiesto, questo senso? certo, qui ho chiesto perché siamo proprio un po' borderline, nel senso che, non so se lo sapete, ma nel passato si voleva dal punto di vista termico avere sempre una buona, come dire, una buona tolleranza sui calcoli, quindi c'era un notevole coefficiente di sicurezza. Qui il coefficiente di sicurezza, parlo di un progetto pilota, a casa mia, quindi è stato abbassato, era notevolmente più basso, era un po' una sfida perché poi l'utente avrebbe dovuto essere conscio di quello che aveva e farli funzionare in un certo modo. Abbiamo visto con gli anni che il funzionamento migliore era quello di far partire le zone ciascuna per proprio conto, anche perché in questo modo qui si stressa di meno la pompa di calore e si consuma meno energia. Quindi in maniera alternata funzionano per un po' di ore in continuo il piano terra, poi passa al piano primo, poi ritorna al piano terra e via così finché c'è luce. Quando non c'è più luce, quindi cessa la produzione, e d'inverno parliamo delle 3:30, 4 del pomeriggio, l'impianto di riscaldamento smette di funzionare per ripartire al mattino successivo. Vi assicuro che funziona tutto molto meglio di prima. Ok. Puoi dare qualche indicazione in più sulle caratteristiche della ventilazione meccanica controllata? Dicevi che c'è un ricircolo e i flussi Sì, come vengono allora gestiti? le macchine sono le macchine classiche di quella famosa casa tedesco-olandese che inizia per Z. Sono due macchine da 160 metri cubi ciascuna, sono due macchine gemelle, certificate, il recuperatore termico è certificato da Passive House con un'efficienza del, se ricordo bene, 90-89%, quindi molto buone. Le ho scelte perché erano di una manutenzione molto semplice. Il sistema era molto facile nell'installazione e nella manutenzione, tant'è che io amo il fai da te, per cui
insieme all'idraulico le abbiamo montate. Ne abbiamo montate 2 da una parte, 2 dall'altra, una quindi ancora aggiuntiva. Abbiamo 5 macchine in questa casa. Quella parte che vi ho illustrato ne ha 2, poi altre 3 sono nelle parti efficientate dopo, in un secondo tempo. Con le macchine mi trovo estremamente bene, ci sono dei piccoli, diciamo, sono simili ai cronotermostati, dei quadri di comando dove si possono programmare le macchine con quello che è il tempo di funzionamento. Io ho fatto ancora installare dei pulsanti nel bagno e in cucina dove in funzione della necessità, magari quando uno va a fare la doccia in bagno, satura l'ambiente, adesso sui sistemi più recenti ci sono anche dei sensori in remoto che vanno a misurare l'aumento dell'umidità e quindi fanno partire il sistema di ventilazione. Al tempo non c'erano, ma c'è un pulsante che fa partire la macchina e che gira per un tempo preprogrammato in automatico. Le bocchette di ventilazione avete realizzato, cioè un controsoffitto nel quale inserirle? Sì, sì, dunque le macchine sono messe in ripostigli che c'erano ai piani. La dimensione della macchina tutto sommato è contenuta, non è molto grande, la grossa 24 ore, diciamo poco di più, è spessa il doppio, leggermente più alta. Sono macchine che si possono mettere sia in verticale che in orizzontale. Noi abbiamo scelto delle macchine con il recuperatore entalpico, vuol dire che sono in grado d'inverno di recuperare quasi completamente quella che è l'umidità all'interno della casa, perché d'inverno il problema con questi sistemi di ventilazione meccanica controllata è che l'aria esterna, più fredda, che poi viene sì, diciamo, mitigata dallo scambiatore di temperatura che c'è all'interno della macchina, ma l'umidità esterna è bassa e quindi viene buttata aria secca all'interno dell'ambiente e abbiamo visto prima, infatti lo scambiatore di calore l'abbiamo sostituito in un secondo tempo, che all'inizio seccavano troppo l'aria, avevamo una umidità relativa d'inverno che si aggirava intorno ai 33-35%, troppo secca, lo sentivamo proprio di notte soprattutto, che ci alzavamo per andare a bere. Con gli scambiatori intalpici la situazione è migliorata. Allora, qualcuno ha ancora qualche dubbio, ma sul il fatto che non ci sia un accumulo per la pompa di calore, nel senso solleva qualche dubbio sul fatto che, ad esempio, se non so se nel vostro caso sono utilizzate valvole termostatiche sui radiatori, ma nel senso che se queste chiudono i caloriferi rischia di bloccare la pompa di calore perché c'è un ritorno dell'acqua calda alla stessa temperatura dimandata. Assolutamente, ottima domanda. Questa cosa qui, prima l'ho appena accennato, è stato messo un barillotto di compensazione con una piccola elettrovalvola a 2 vie. L'elettrovalvola a 2 vie ha proprio il compito di fare da miscelazione tra l'acqua di ritorno e quella dimandata per impedire proprio questo difetto che il collega ha giustamente evidenziato del fatto che se no la pompa di calore partirebbe e si fermerebbe in continuazione, nonostante sui termosifoni ci siano comunque le testine termostatiche. L'avevamo pensato ed era stato montato proprio con questo scopo e funziona. Per evitare. Allora, chiudiamo questa parentesi sugli impianti, abbastanza lunga anche, e vediamo alcune questioni ancora che erano rimaste in sospese sull'involucro. Sulla copertura è stato creato uno strato di ventilazione? Lo strato di ventilazione è quello sottotegola, quindi rispetto a prima, che era molto più elevato, qui si è visto che comunque lo strato di ventilazione, parliamo di una tegola del Copo di Grecia, il Copo di Grecia ha un'onda molto alta e poi c'era ancora il listello di areazione, ci sono comunque su quel tetto lì sia gli areatori,
lungo la linea di colmo e che quindi assicurano comunque una microventilazione sottotegola. Che quindi non va a incidere, qualcuno pensa magari limitando lo stato di ventilazione, magari si può peggiorare il comportamento estivo in No, funzione perché se andiamo a vedere bene lo strato di ventilazione, poi qui andiamo in un campo un po' più complesso, c'è una formuletta di calcolo di quant'è l'altezza corretta di questo strato di ventilazione sottotegola che in funzione della pendenza del tetto, della lunghezza della falda, eccetera, e vediamo che non è poi così indispensabile avere uno strato grandissimo. Tutt'al più può essere utile avere magari le tegole del colore corretto, non troppo scuro, se ci sono problemi di insolazione seri, o dei materiali a bassa emissività che riflettano parte dell'energia incidente, magari un telo da mettere sotto le tegole basso emissivo che aiuti a non accumulare energia. Come dico, nel nostro caso il problema del caldo non è eccessivo. Avete utilizzato dei teli impermeabilizzanti anche sotto il manto? Sono stati messi soltanto, per prudenza, dove sono stati messi i pannelli di fotovoltaico, che pur essendo garantiti dal produttore, sigillati, eccetera, sotto sì, sono stati messi dei teli. E ci chiedono anche, allora, alcune domande che si estendono anche alla parte, diciamo, del cappotto. La scelta dell'EPS con grafite, che è stato utilizzato anche, pardon, l'EPS è stato utilizzato anche per la copertura, esatto? No, in copertura c'è un XPS, Un che è un XPS, materiale un po' più ok. compatto di estrusione. La domanda che in molti ci chiedono, è stato valutato la convenienza di utilizzare un altro tipo di isolante, ad esempio soprattutto magari per la copertura un isolante come la fibra di legno oppure una lana con ad elevata densità che consentiva magari uno sfasamento maggiore? Chiaro, essendo un progetto pilota abbiamo fatto tutte le ipotesi del caso, lo esplicitiamo. a livello di tetto si sono considerati un po' tutti i materiali, dal poliuretano all'XPS, alla fibra di legno, però tutto sommato contiamo che questo è un tetto gettato in opera, per cui non è un tetto leggero, un tetto medio pesante. Non c'era questa grande differenza a livello di sfasamento, a livello di trasmittanza termica periodica tra una fibra di legno e l'XPS che è stato usato su questi spessori, perché poi noi eravamo vincolati agli 80 mm di spessore, di più non ci stava. Lo sfasamento comunque rientra nei requisiti casa clima, immagino, essendo anche... Era di casa clima, che è praticamente il tempo che intercorre tra il picco del caldo sul manto di copertura e quando quel picco del caldo entra all'interno. Certamente. E gli supporti della copertura sono stati coibentati? Sì, sì, adesso non riesco a forse riesco a farvelo vedere da questa fotografia. Non più di tanto. Io lo noto perché ci faccio caso. Se guardate questo spessore qui è molto più spesso di questo qua. Questo qui è quello del solaio, quindi non era più necessario il solaio freddo. E anche qui questi sono più sottili perché sono tutti sui solai. I solai sono di servizio, sono freddi. Se guardate questi sono molto più spessi. Infatti c'è tutta la coibentazione che passa sotto e anche sul fronte, perché poi l'agenzia aveva voluto, visto che non pagava lei ma pagavo io, per mettere anche un pannellino sul fronte, i famosi 3 centimetri che avevamo visto in fotografia. Il cappotto esterno cioè è stato valutato, ad esempio, se l'aumento dello spessore del muro ha limitato la luminosità, quindi l'ingresso della luce esterna, o se sono state adottate delle accortezze? Ottima domanda, purtroppo
una leggera limitazione c'è stata anche dovuta al fatto che prima c'erano 2 vetri, poi sono diventati 3 vetri con il basso emissivo, quindi la trasmissione luminosa si è ridotta rispetto a prima. Diciamo dal punto di vista così soggettivo poco avvertibile, anche perché tutto sommato le superfici luminose erano abbondanti, quindi erano generose. Quello che curiosamente si avverte è la radiazione, l'infrarosso che entra dalle vetrate. Io ricordo che prima, magari in pieno inverno, stavo a leggere sul letto ed entrava la luce del sole dal vetro e la sentivo, l'avvertivo sulla pelle. Adesso la stessa luce del sole che entra da quel vetro lì, l'avverto molto di meno, perché c'è il doppio basso emissivo che comunque ne filtra una buona parte. Certamente. Comunque, a Già livello... che siamo sui serramenti, che spessore hanno i serramenti? Serramenti esistenti sono 72 mm. Qualcuno si chiede, siete riusciti a fare gli interventi sui serramenti con la sostituzione dei vetri mentre abitavate, quindi immagino abbiate preso delle accortezze di gestione. Diciamo. L'intervento è stato fatto primavera-estate, quindi già questa è la prima cosa. Pieno-inverno non era fattibile. E poi non era così difficile perché c'era un solo operaio che smontava un serramento di una camera, montava il vetro, rimontava il serramento, quindi diciamo era molto poco impattante per chi abitava, se non per avere l'operaio lì che ogni tanto passava con un vetro in mano, con un serramento in mano. E il miglioramento, diciamo, passando dal doppio vetro al triplo vetro, avete valutato quanto incide? Cioè... proprio una percentuale? Beh, no. Il dato corretto non lo ricordo più, basta tenere conto che in linea di larga massima le superfici vetrate su un edificio del genere possono incidere tra il 20-25%, quindi qui non siamo riusciti a ottimizzare, diciamo potrebbe essere intorno al 15% o qualcosa del genere. Ma ci chiedono una soluzione praticabile in molti casi, questa vista anche l'esperienza che poi hai fatto su altri tipi di edifici, questa di sostituire solo il vetro? Allora, sostituire solo il vetro, io conosco degli altri colleghi che hanno fatto questa scelta qui. In tutti gli altri casi, ad eccezione di questo perché è la stessa casa, la parte da cui vi sto parlando, quella fatta nel 2015, in tutti gli altri casi che vedete sono stati sostituiti anche i serramenti, perché comunque erano serramenti molto più vetusti. Qui la questione era che il serramento era nuovo, era un peccato buttarlo via. Era nuovo, aveva un'ottima tenuta all'aria, al di là del nodo primario che comunque era stato risolto, e a me dispiaceva cambiare il serramento per avere un altro serramento che dal punto di vista del telaio sarebbe cambiato davvero poco, e il vetro l'ho sostituito, quindi io alla fine il serramento non era più il tema principale, essendo in ottime condizioni. Fosse stato vecchio sì, non ci sarebbe stato il minimo dubbio, l'avrei sicuramente sostituito. In questo caso no. Sì, capisco, nel senso la tenuta comunque anche delle guarnizioni del serramento era buona e non valeva la pena, non era necessario diciamo, fare ulteriori interventi e le nastrature l'interfaccia diciamo, tra serramento e muro, quindi hanno ridotto le perdite invece d'aria in quei punti e senza intervenire sul controtelaio, insomma, e garantendo quindi la possibilità di mantenere questi. Allora, io direi che abbiamo raggiunto un po' i limiti delle tempistiche che ci eravamo dati e abbiamo raggiunto più o meno tutte le questioni. Mi scuso se non riusciamo ovviamente a dare risposta puntuale a tutti, ma sarebbe impossibile, non ci basterebbero ore, siete fra l'altro in moltissimi. Quindi, se volete, potete rivedere se ci sono delle parti che magari qualcuno si è connesso dopo o aveva dei problemi o magari ha perso qualche punto, potete rivedervi sul canale Edicom News di YouTube, il link l'avevo messo in chat prima,
comunque cercate su YouTube Edicom News. Possiamo, se vuoi Marco, andare anche all'ultima slide. E sì. ricordo che riceverete il link da cui scaricare le slide. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre mercoledì, sempre a quest'ora. Affronteremo anche in questo caso, cioè mercoledì prossimo, un altro esempio. Saremo in questo tour virtuale che stiamo conducendo in giro per l'Italia a Udine, e l'intervento riguarderà un'abitazione degli anni 50. Sarà Paolo Paviotti a trattare l'argomento. Non ci sarò io, ma ci sarà la mia collega Lara Gariup a moderare il tutto. Allora, ringrazio ancora Marco Mauro per averci messo a disposizione la sua esperienza e la mole di dati anche che ci ha dato riguardo i costi e i vantaggi. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti fino alla fine, e l'appuntamento è a mercoledì prossimo. Grazie a tutti e buona serata.